Come Sanremo, anche la sagra del mandorlo in fiore ogni anno, soprattutto gli ultimi, è preceduta da polemiche e scontri. La novità di quest'anno è la vicenda giudiziaria legata ai falsi inviti inviati ad alcuni gruppi folk che sono arrivati puntualmente ad Agrigento per l'edizione 2014, ma con un netto anticipo rispetto al via ufficiale della manifestazione fissato per marzo. Per Marco Zambuto un complotto politico ai suoi danni e soprattutto l'immagine di Agrigento. Sulla vicenda si sono registrate diverse prese di posizione. L'ultima in ordine di tempo, quella dell'associazione AIFA che promuove il Festival Internazionale dei Bambini, che sulla presenza dei bambini del Giappone in città precisa che l'organizzazione della manifestazione non è del comune ma di competenza dell'AIFA, che ha i diritti di esclusiva ed un marchio registrato. Anche quest'anno abbiamo invitato i gruppi folclorici direttamente, con larghi margini di tempo e precisamente nel mese di agosto del 2013. Ai nostri inviti hanno aderito diversi gruppi di varie nazionalità per partecipare al festival, che doveva svolgersi durante la prima settimana di febbraio, quindi nelle date tradizionali in cui si è sempre svolta la sagra del mandorlo in fiore. Il comune di Agrigento, dopo la stipula della convenzione con l'ente parco archeologico, ci ha contattati spiegandoci che era necessario un differimento a marzo. Abbiamo provveduto ad informare i gruppi, compreso quello del Giappone, che, si legge, ci ha fatto esplicita richiesta di volere comunque venire ad Agrigento per le date già programmate, consapevole di non poter partecipare al festival. I responsabili del gruppo sono rimasti soddisfatti dell'accoglienza e dell'ospitalità e grati alla nostra associazione per avergli dato la possibilità di esibirsi per tantissimi bambini delle scuole. E tra tante polemiche intanto scocca l'ora della sagra, sabato l'apertura con il concerto di Roy Pace al Pirandello.